Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio mia compagnia. Oggi parliamo di un argomento molto interessante poiché è di Kabbalah applicata alla vita di tutti i giorni e diciamo anche che sfiora il concetto, il discorso delle strategie militari applicate però sempre alla vita quotidiana. Ad ispirazione di questo video vi è la figura di Sun Tzu. Sun Tzu è un generale dell'esercito cinese che risale appunto al V-VI secolo avanti Cristo. Stiamo parlando appunto di una figura molto lontana nel tempo rispetto a noi, ma che ancora oggi, con il patrimonio di insegnamenti e di riflessioni e di strategie che ha lasciato, è quanto mai attualissimo. Oggi chiaramente non parleremo del testo in sé, ma capiremo alcune cose molto importanti se già appunto le abbiamo interiorizzate o fatte nostre con il lavoro di osservazione su noi stessi, capiremo appunto molte altre sfumature che ci daranno appunto il coraggio e la determinazione di cambiare un po' il nostro modo di agire. Perché vi dico questo? Perché mi capita di poter osservare dentro di me e anche fuori di me come spesso siamo tentati dall'agire sull'impulso dell'emotività del momento. È vero che a volte viviamo situazioni di stress così intenso che non riusciamo, o con molta fatica riusciamo a farlo, a vedere le cose in modo lucido e in modo distaccato, che è poi la cosa che dobbiamo proprio imparare a fare e che è il suggerimento appunto delle più grandi tradizioni filosofiche, religiose o comunque esoteriche. È importante appunto la non identificazione rispetto agli eventi che viviamo. Cosa significa non identificarsi? Significa comprendere che è tutto transitorio, non c'è niente di cristallizzato a meno che non ci si aggrappi alle cose. Se si lascia infatti agli eventi il modo di fluire e di scorrere, noi possiamo notare che ogni evento ha un momento di inizio, un innesco, perciò un suo principio, ha una sua elaborazione, una sua durata, una sua trasformazione e poi una sua fine. Questo è nel libro della natura, lo vediamo sotto gli occhi ogni giorno. Dunque non ne sono esenti, non sono esenti da questo meccanismo di nascita, crescita e morte nemmeno gli eventi, nemmeno ciò che capita nella nostra vita. Dunque, con tanta pazienza, se noi riusciamo a distaccarci da queste cose che purtroppo succedono e succedono anche ai più grandi iniziati, anche ai maestri, ai rabbi, ai cabalisti più realizzati, tutti sono sottoposti, finché sono in questo piano dell'esistenza, sono sottoposti a prove, esperienze e anche momenti turbolenti. Dunque ci rendiamo conto che nessuno è messo meglio di qualcun altro, forse a livello karmico può essere che qualcuno abbia una vita un po' più dorata, ma la verità è che prima o dopo a tutti succederà qualcosa che metterà appunto ciascuno di noi di fronte a delle scelte. Ma non sono scelte soltanto di tipo operativo, cioè cosa faccio in questo caso, ma anche scelte di tipo emotivo, cioè come reagisco di fronte a questa cosa. Dunque, in che termini allora queste due saggezze ci vengono incontro? La Kabbalah ci insegna che esistono diversi livelli, soprattutto due mondi in particolare, che sono il mondo delle emozioni e il mondo dei pensieri.
Già solo suddividendo l'albero della vita in questi due gruppi, e cioè analizzando appunto le Sefirot diciamo inferiori perché si trovano collocate in una sfera più bassa, che sono le Sefirot delle emozioni, e dividendole dalle Sefirot dei pensieri, che sono invece Chokmah, Binah e la Dat, che però è una sefira, diciamo, fantasma in un certo senso, è una sefira che in realtà è la proiezione della Keter che discende a un livello più conoscibile. Dunque, cosa succede? Quando noi distinguiamo questo albero in due tranche, in due parti, in due segmenti? Intanto facciamo uno shift, una suddivisione dentro di noi, cioè noi andiamo a distinguere quello che è il tumulto delle emozioni, che poi vedremo essere le più disparate e ciascuna associata appunto a una sefira diversa, e lo distinguiamo appunto dal livello dei pensieri, eh, diciamo del mentale, al piano mentale. Cosa succede dunque nel momento in cui facciamo questa distinzione? Che noi stessi ci disidentifichiamo da questo tumulto emotivo che probabilmente ci spinge a controreagire sempre a questi stimoli, cioè noi proviamo delle emozioni, sull'onda delle emozioni noi agiamo agendo senza riflettere sicuramente faremo qualcosa che poi ci costringerà a farne un'altra di natura completamente opposta per portare un bilanciamento. Cosa succede dunque? Anche perché appunto noi abbiamo visto che l'albero della vita è composto da queste due colonne esteriori, la colonna centrale che è un po' diciamo la colonna portante o comunque la via regale, e conosciamo appunto che ad ogni sefira su un lato ne corrisponde un'altra opposta, contraria e di pari forza, dunque perché è necessario, così come appunto viene manifestato in tutto il potere della creazione, un bilanciamento, un equilibrio, dunque ad una corrisponde una forza opposta proprio per portare equilibrio all'albero. Dunque cosa succede? Che quando noi agiamo soltanto da una direzione e ci incancreniamo in quel modus operandi, noi portiamo uno squilibrio, cioè noi mettiamo per esempio di agire sull'onda di Gevurah, la forza, allora noi agiamo sempre di forza, sempre con la tensione, dunque ecco che Gevurah viene a pesare e manca la contropartita, cioè manca la compassione, manca la comprensione, manca l'armonizzazione, manca un po' l'amore che appunto ci permette di usare la forza in modo mirato. Dunque cosa succede? Continuando a usare sempre la forza, questa Chesed perde un po' di peso, no? Perde un po' di influsso sulla nostra vita, cioè noi ci chiudiamo anche a quanto di positivo può esserci nel non discutere ma nel trovare, aprirsi a un dialogo. Dunque abbiamo un'azione che poi a un certo punto si incancrenirà e per poter portare equilibrio dovremo fare uno sforzo immane, cioè fare un'azione completamente contraria che probabilmente non è nelle nostre corde, non è nella nostra natura. È per questo che poi, se non facciamo poi questa azione, quello che noi vivremo e sperimenteremo della nostra vita sarà comunque fuori dall'equilibrio e in questo caso dunque non potrà portarci necessariamente tutti i doni che potrebbe portarci quando ci mettiamo appunto in discussione. Analizzando, esaminando questa cosa su un piano più alto, dunque al di fuori dell'emotività, siamo in grado di vedere invece con lucidità quello che è possibile fare, cioè quali sono le possibili vie di trasmutazione della situazione. Ecco perché è importantissimo sì esperire le emozioni e i sentimenti, ma non lasciare mai che prendano il sopravvento. Quando siamo sull'onda delle emozioni dobbiamo imparare a
racchiuderci, ascoltarle, dar loro spazio, anche perché tutto ciò che noi contrastiamo in realtà lo nutriamo, dunque dobbiamo invece lasciare che diano sfogo, ma isolatamente, non dobbiamo sfogarle sugli altri, dobbiamo lasciare che ci attraversino come le nubi in tempesta attraversano il cielo e poi analizzare il tutto su un piano distaccato, che è un piano mentale. Dunque, come si dice, come si suol dire contare fino a 10, anche questa è una cosa interessante, no? Contare fino a 10, perché proprio 10 che corrisponde al numero delle Sefirot? È strano, ma è vero. Pensateci, non è un caso, perché nulla è un caso su questo mondo. In questo mondo tutto è una raffigurazione di una verità più alta. Dunque contiamo fino a 10, e cioè una ad una attraversiamo tutte le Sefirot e dunque tutte le emozioni che si verificano soprattutto sul piano delle emozioni, dei sentimenti, e poi quando siamo più tranquilli, abbiamo fatto passare questa tempesta, mettiamoci lì e studiamo una strategia, studiamo un piano che non veda invece l'onda delle emozioni, ma cerchi soluzioni, cerchi un dialogo e cerchi con equilibrio e con intelligenza una via di fuga. Ricordiamoci sempre, i furbi trovano sempre qualcuno più furbo di loro, le persone intelligenti invece trovano soluzioni intelligenti e non si mettono mai in condizione di trovare uno furbo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, approfondiremo sicuramente con esempi pratici proprio per applicare gli insegnamenti della Cabala e le strategie nel quotidiano, le strategie vincenti appunto per superare conflitti e invece realizzare i nostri obiettivi. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.